Mister Mereu, avete chiuso nel migliore dei modi questa annata straordinaria, battendo per 2-0 la vostra principale rivale, insomma, un 2-0 netto, senza discussione. Ma io direi battuti bisogna veramente fare i complimenti ai ragazzi che hanno fatto una prestazione meravigliosa. Sotto l'aspetto tattico hanno affrontato la gara con una diligenza incredibile, creando sempre attraverso il possesso, la circolazione, i movimenti opportunità per andare in gol. Ne abbiamo segnato 2, potevano essere diversi, è stato molto bravo il loro portiere in diverse circostanze, mentre non ricordo una parata di Deli Peri se non su una palla su una punizione circa al 35esimo del secondo tempo. Per cui sono veramente molto contento perché i ragazzi hanno dimostrato veramente con questa prestazione di strameritare questa promozione in Serie D. L'ha dimostrato il grande pubblico anche oggi presente, quindi direi che dire, un allenatore quando raggiunge questo non può che essere veramente che orgoglioso della collaborazione di tutti, dell'aiuto di tutti per raggiungere questo successo, e lo ripeto per l'ennesima volta, è un successo che voglio dividere con tutti, non voglio sentirmi il fautore di questo, ma uno dei tanti che ha cercato di riportare a Nuoro un calcio importante, che il prossimo anno ci sarà, e mi auguro che la città capisca quanto è importante sotto tutti i punti di vista poter avere una squadra che gli diletti la domenica, e quindi veramente il mio augurio è che il presidente Artedino, che è stato splendido nel suo lavoro, possa il prossimo anno veramente contare su tutta la città.